La ricercazione partecipata è un metodo di ricerca non tradizionale che si focalizza su cooperazione e partecipazione. Il ricercatore e i partecipanti operano sullo stesso livello per analizzare una determinata problematica di una comunità, analizzarla e promuoverne la risoluzione e puntare comunque al miglioramento sociale. Per questo progetto si è scelta la strategia del photo voice, quindi i partecipanti hanno scattato delle fotografie che riguardassero appunto una determinata problematica della loro comunità e le hanno corredate con delle didascalie che appunto inquadrassero i problemi e li descrivessero. Il punto vantaggioso è che i partecipanti che hanno appunto fatto gli scatti appartengono alla comunità che questi problemi li vive e quindi l'analisi non parte da un ricercatore esterno che proporrebbe altrimenti una sua ipotesi astratta e probabilmente slegata dalla problematica effettiva. L'insegnante si limita a svolgere l'attività come ricercatore e facilitatore, accompagna i ragazzi nello svolgimento delle loro proposte, delle loro idee, aiuta, organizza e li aiuta nell'esprimere le loro potenzialità e ha cura di rispettare le loro idee, le loro proposte nella piena libertà di espressione. Attraverso la tecnica del photo voice possiamo acquisire empowerment, cioè stimolare il cambiamento a livello sociale, a livello politico. Perché questo avvenga è necessario che tutti gli attori coinvolti siano aperti a tale cambiamento e siano tutti tesi a raggiungere il medesimo obiettivo. Il tema con cui gli allievi si sono misurati riguarda il dissesto idrogeologico che ha colpito il loro territorio. Le alluvioni dello scorso ottobre hanno pesantemente messo alla prova l'area del Bellunese, con effetti ancora oggi visibili. I danni provocati dal maltempo, i disagi vissuti e la percezione delle modificazioni al paesaggio hanno portato gli allievi ad elaborare un progetto a partire dalle proprie competenze in ambito edile, idraulico ed elettrico. Queste sono due vasche che sono state costruite in cemento armato presso questo laboratorio della scuola. Le due vasche sono in un unico blocco che è stato costruito con dei pannelli di tipo armo. Le due vasche, oltre a presentare l'armatura in ferro, hanno un tubo che collega dall'interno della vasca all'esterno
e poi arriva dove è collocato l'impianto idraulico e il pannello di controllo di quello elettrico. L'impianto idraulico è formato da un circolatore e da 2 valvole 3 vie motorizzate. Col docente di laboratorio elettrico abbiamo creato l'impianto elettrico delle vasche, che è composto da una centralina in cui c'è strutturato Arduino, che è un microcontrollore. Poi abbiamo collegato 2 valvole, 2 livellostati che sono comandati da Arduino, in maniera che quando una vasca si svuota si interrompe il ciclo per 1 minuto e poi si riempie l'altra vasca. Ci è piaciuto fare questo lavoro perché abbiamo messo assieme le competenze dell'operatore edile, dell'operatore idraulico e dell'operatore elettrico. Con questo progetto abbiamo trovato una possibile soluzione da applicare nel travaso dell'acqua fra bacini montani in caso di emergenza.